sì, beh, sì, sì, la sa, lui la sa. Ho visto un re, sì, beh, tu devi mimare, a fare il re, come si mima il re? No, a fare un re, a mimare un re, fai il re, come si mima? Fermati, fermati! Mantalera mia, non mantalera cristiana. Come si mima un re? Il re si mima, giustamente, così, con la corona, perfetto. Oh, allora, vai. Sì, beh, sì, beh. Ho visto un re, sì, un re che piangeva seduto su una sella, benissimo, piangeva tante lacrime, piange, ma tante che bagnava anche il cavallo, povero re. E povero anche il cavallo, sì, e l'imperatore che gli ha portato via un bel castello. Come si mima un castello? Ma così pare che è una rapina, non è un castello. Un castello, un bel castello di 32 che lui ce n'ha, povero re. E povero anche il cavallo, sì, capace che alla fine vuole essere pagato. Ho visto un besc e te fottino. Ho visto un besc. Come si dice? Un vescovo. Aspetta, no, pare che si sta chittando, che è un tuffo. Vescovo, giustamente devi fare la bene. Giusto? Oh, perfetto. C'è il dito infortunato, ma che c'entra? Si può fare lo stesso. Ho visto un vescovo. Anche lui piangeva, faceva un gran baccano. No, non si può bestemmiare. Il vescovo mordeva anche una mano. La mano di chi? Aspetta. Povero anche il cavallo. E vi fate solo, completamente. La mano del sacrestano, il sacrestano. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sì, in verità. Ma non ne a recuperare, sapete? Troppo è bellissimo. Ho visto un ring. Un show. Un show. Un show. Un show. Me ne vado? Facetelo là. Se si sa chiacchiere, insomma dobbiamo andare avanti. Allora, come si il ricco? Come si fa il ricco? Tira fuori il diamè, forza, dai, andiamo! Lavoro, guadagno, pago, pretendo, dai, tira fuori il diamè. È il show. È il show, Ho visto un re. Un re. So, da cui pare che stai seminando il grano. Tutti, capace che al nord si fa così. Guarda che ne sapete. Ho visto un re. Il tapino lacrimava sopra un calice di vino ed ogni goccia andava Dentro al vino. che tutto s'annacquava. Annacquati. Povero tapin. E povero anche il vino.
il vescovo, il re, l'imperatore gli han portato via 3 case e un caseggiato. Come si fa il caseggiato? Il tipico caseggiato in vacanza, il caseggiato vabbè, di 32 che lui cena. Povero Tappin. E povero anche il vino. Vabbè, lascia vedere, non te ne. Ah, beh, sì, beh. Ho visto un Milano. Scusa, Un Milano. Un villano. Un contadino. Ah, beh, sì, beh. Ah, beh, sì, beh. Ah, beh, sì, beh. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, anche il cardinale, e gli han portato via la casa, la zappa, la moglie, la figlia, la stalla, la scatola di scacchi, la scatola di scarpe, la scatola di dischi di Little Tony, un figlio a militare, gli hanno ammazzato anche il maiale. Povero Purcell. Nel senso del maiale, Sì, beh, ah, beh, sì, beh. ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava. Ma che è pazzo? Io, Caini non l'avevo. No! Il fatto è che noi ve la, poi con le mani e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco, al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco, al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco, al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Ma vada via il film.